c'è questo, come si vede, c'è questo marciapiede che non si capisce se è un marciapiede o anche una pista ciclabile, che è perennemente fermo da 4 mesi e in particolare da 2 mesi non si vedono operai che ci stanno lavorando. Completare il cantiere e mettere in sicurezza il tratto di marciapiede lungo via Goiton, lato che dalla città porta al ponte del Bassanello, a chiederlo i residenti e anche le attività commerciali della via, sempre molto trafficata anche dalle bici. Ci sono pericoli di ogni genere, non è ben delineato il marciapiede, ci sono buche da 2 mesi che i lavori non vanno avanti, quindi si son create pozzanghere, buche e ostacoli di ogni genere e non vengono neanche delineati in maniera ben precisa. Ricordiamo ad esempio anche oggi che sui giornali si dice che Padova è la prima città, per incidenti per le bici. La pista ciclabile infatti è presente solo nel lato, lungo il tronco maestro del Bacchiglione, mentre il marciapiede sul lato opposto è in fase di sistemazione da mesi e in alcuni tratti è pericoloso con tubini e tubi sporgenti, come segnala anche l'ex consigliera comunale Wanda Pellizzari, che da tempo sta creando una mappa dei marciapiedi pericolosi in città. Mi rendo conto che la pericolosità è veramente molto alta. Stavo guardando adesso, addirittura ci sono tombini che sporgono dal marciapiede, che sono pericolosi, specialmente di sera. Cosa ha intenzione di fare questa amministrazione? Se ha intenzione di finire i lavori che sono in corso, ha intenzione di mettere a posto le strade, ha intenzione di mettere a posto i marciapiedi, perché la situazione è drammatica ovunque. Buche che non sono più ormai diventate buche, sono voragini. Allora io sto addirittura facendo una mappa di tutte quelle che sono le buche.